Siamo con l'assessore alle pari opportunità Valentina Lucchetta. Oggi si presenta con un vestito a tema La pieve in rosa, punta di diamante di un lungo weekend dedicato alle donne. Sì, diamo il via ufficialmente al Conto alla rovescia per la seconda edizione di Pieve in Rosa, una seconda edizione che vede anche quest'anno la realizzazione di non solo un singolo evento, ma di 3 giornate, di un intero weekend, appunto in concomitanza per la festa della donna. Ci sarà il 6, il 7 e 8 marzo 3 giorni all'insegna di quello che è il valore della donna a 360 gradi, ma in realtà anche di progettualità rivolte all'intera famiglia. Un weekend ricco, un weekend che propone la prima giornata, quindi venerdì 6 marzo, con un convegno con dei relatori di Savno e a tema del benessere psicofisico di quello che è appunto il corpo e la mente, seguito poi da una parte pratica con degli esercizi di meditazione e respirazione svolti alla Casa delle Associazioni sabato e domenica mattina. Nella seconda giornata, il secondo appuntamento che proponiamo è una serata al Cinema Teatro Careni alle 20:45, dove ci saranno come protagonisti gli studenti e studentesse del nostro comune con una presentazione di letture sceniche con gli studenti e studentesse dell'Isis Marco Casagrande e in apertura gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Toniolo che faranno appunto un concerto per i ragazzi che seguono e svolgono l'indirizzo musicale. Ed infine l'ultima giornata, la domenica appunto 8 marzo, che quest'anno cade proprio in concomitanza con la giornata della festa della donna, con la seconda edizione della Corsa in Rosa, una grande sfida, una grande progettualità che ha visto l'amministrazione comunale molto impegnata nella realizzazione di questa giornata, ma non solo, ma anche tutti gli uffici che ringrazio. Un ringraziamento lo rivolgo anche a tutte le associazioni, a tutti i volontari che hanno collaborato e stanno collaborando per questa giornata davvero importante. Anche quest'anno si è confermato il numero all'incirca appunto dell'anno scorso, quindi con 2000 partecipanti, una competizione, una marcia, scusate, non competitiva aperta a uomini, a donne, all'intera famiglia. Benvenuti saranno anche gli amici a quattro zampe. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ci sarà il pasta party, quindi la possibilità di mangiare un piatto di pasta in compagnia appunto in piazza, ma non solo, ci sarà lo spiedo in rosa realizzato dalle donne della Proloco di Pieve di Soligo, a cui rivolgo un grande ringraziamento e grande stima. E ci sarà la possibilità anche di mangiare in piazza allo spiedo, avendo messo a disposizione delle tavole e delle panche in più per appunto degustare quella che è una delle nostre eccellenze gastronomiche. L'adrenalina è tanta, le aspettative anche quest'anno sono state importanti e si sono realizzate, quindi speriamo che questo possa essere la seconda edizione di una serie infinita di tante altre edizioni di Pieve in Rosa, un'occasione di condivisione, di stare bene insieme, stare in compagnia, essere in momenti di spensieratezza e felicità per noi donne, ma anche per l'intera famiglia. Ricordiamo un aspetto molto importante: gli interi proventi di questa iniziativa verranno devoluti per uno scopo molto nobile. Sì, allora questo è il focus del nostro intero weekend, del nostro appunto progetto Pieve in Rosa, quindi il devolvere il ricavato al distretto US2 Marca Trevigiana, in modo particolare al distretto di Pieve di Soligo, per l'aiuto dell'acquisto di un ecografo ad ultrasuoni a favore appunto della prevenzione di tumori femminili. Grazie. Grazie a voi.